Ma si bidene da sa. Questo è un orario. La costiera è buona, una di quadretti fammi. No, ma fa fumare Siccome è uscito benissimo, ma di un bene, te lo stai dicendo. Potete fare dare chi siete in diretta? Whisky! Ah, Come? ah bailate cudane, sa punta de online sì, de tutta canta sa barbaggia. No, no, gli anda bene di cui. Parate baranta. Bene meta. Ingolare. Il suo santuario possiamo tornare a chiamare. Può comprendere, ridere su richieste, su calendario antico. Innanzi, su calendario non fu di quello che studiamo solo, fu di un calendario si narraia da luni solare che teneva conto del suo sole e della luna. O ancora oggi, ad esempio, musulmano sanno sul calendario lunare e tenere conto solo sul giro della luna. Siccome sul calendario lunare si differenzia dal suo calendario solare di 11 giorni, capite? Sono 2 giorni ciclo ingidioso della luna sono 350 giorni, invece gli inghidio del sole sono di 365 giorni, 15 ore, 46 minuti e 46 secondi, può essere preciso. E quindi questo succede, sicuramente può andare un pare, la luna con il sole, devono aggiungere ogni tanto un mese che si narra un mese intercalare e pertanto a borta 6 anni dei 2 mesi, a borta 6 anni dei 3 mesi, consente questo anno intercalare. Questo si narra su un ciclo mettonico, dai su numeri del scienziato greco che dai da fate da posto in Grecia, però questo sistema esisteva già in Mesopotamia, già da innanzi, ed è fisicamente documentato. Pertanto ogni 2 o 3 anni vai ad un mese intercalare, sono mesi fondoichi, ma vivo di questo mese intercalare che serviva proprio a ponere d'accordo sasi stagione, se su sole con sa luna. Tanto infatti sì, noi quando andiamo a calcolare candeste salie di Pasca, andiamo su, non è mai precisa ogni anno, e andiamo a calcolare proprio in base a sa luna, che salia di Pasca deve essere sadia appustisi del equinozio, sa domenica appustisi del equinozio in luna plena, quindi la Pasca deve essere appustisi dei gustavini e deve essere calcolata a Pertanto noi questo calendario da voi in suo secolo è mutato, no? Ad esempio Giulio Cesare in su 46 in Anticristo ha fatto la riforma giuliana del suo calendario, tanto alleato e ha stabilito che son mese devono essere 12
e in su mese da voi devi fare un mese da raimisi bisestile come te l'amo su Como e quindi sa die fu 360 km la sei è proprio fissata sempre su calendario e su calendario hai fissato vincamente a sa die se le feste sa più importante quindi hai mesi sa die su 20 sa notte su 20 batto che fu di sa festa de sa nascita di Gesù da voi hai mesi su 20 battoro de lampadas che fu di sa festa su solstizio d'estate, ai mesi da voi su 20 chimbe di marzo che fu di sequinozio di primavera, comunque come te si sia finito tu festa comandata e tenia che festa che tenia conto dessa luna e del suo sole a suo mattesidino. Quanto però la fagare fissa si siamo mattesidino per non stare ogni anno a calcolare in cale di ruiana ha deciso di ponere questo punto fisso. Beh, questo punto fisso noi si oggi la usiamo ancora. E bruitte, capite, su 20 chimbe di marzo, bene festeggiata, s'annunciazione, cioè Maria benedi attende di suffizio a Gesù, su 20 chimbe di marzo, questa è l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele che narra da sul mondo che Maria Vergine è attende di suffizio che è mandato dai Deus. Infatti che passano a 9 mesi, dai su 20 chimbe di marzo a su 20 chimbe di Natale, però nascere Gesù. Innanzi questo fu, come te appena di Sara, fu di uno su 20 chimbe di marzo, fu di sequinozio di primavera e su 20 chimbe di Tesinara di Natale fu di su solstizio d'inverno in USA e fu di in scura di 800 anni. Quindi fu un die noti già dai antichità, già innanzi di Gesù Cristo. E su 20 battoli invece di lampada e su solstizio d'estate, cioè salire più lungo di 800 anni. E in cui biva che nascere la religione cristiana, biva che nascere a Giovanni Battista. Infatti noi su quest'anno abbiamo fatto su Vogarone di Santo Giovanni proprio in die solstizio d'estate che fu su 20 battolo. Poi però il solstizio d'estate non è più su 20 battolo, ma è su 21 proitte. Il caso calendario è stato mutato su frattempo. Quindi Gregorio XIII su 1580 battolo Seste ha deciso di mutare su calendario proitte che Giulio Cesare ha fatto usando dei 360 chimbediese, ma sanno non fu di 360 chimbediese, siamo sulla est dei 360 chimbediese, chimbe ora 46 minuti, 46 secondi. Quindi questa chimbe ora in sul secolo sono diventate deghe diese. Quindi praticamente sul solstizio vedi a deghe dies innanti che noi hanno dentro conto il suo calendario questa deghe ora. Tanto Gregorio XIII decide di annullare questa deghe dies. Praticamente uno si è corcato, salire su 20 di Santo Aine, si è corcato e si è pesato su deghe di Santo Ines in casa. Questa deghe dies l'ha stata proprio annullata dai suo calendario. E sono partito dai cui hanno fatto sul calendario che noi siamo soli, che è proprio regolato. Vado una differenza di paga un minuto, che si scatto non è mai preciso, non è proprio all'assumilesimo, però eravamo su chi in linea di massima bisogno. E quindi come che ha fatto di spiegazione sul calendario, torniamo se no che poi questa festa la facciamo su sotto dei capitani, questa festa di Madonna. Sotto dei capitani, su mese dei capitani si santichità fu sa prima di Essanno, quindi sa prima di Essanno fu un'altra di enotida di santichità. In cui si decidiano proprio la cosa più importante. La cosa più importante della santichità è il suo contratto sacrario che si fa chiedere. Il suo contratto può allevare su bestiamine e il suo contratto pro oleare la campagna sin affitto. Se prima di dei capitani non capita iada come ti capita a Como, sa di dei capitani. Caso calendario tanto viene considerato vista sul lunare e quindi andava iada e tocca a deponere di accordo sa luna con su sole e non ruia mai innanzi del suo essere innanzi. Quindi salire da voi che sul calendario giuliano di Giulio Cesare ha fissato possa nascita di Maria che viene da Postisi e quindi è stato sotto dei capitani. Il sotto dei capitani è avuto sa prima di del sanno antico. Quindi sa Madonna nasce in sa prima di del sanno antico, questo che impreana o è sos ebreo, questo che impreiamo noi, e che impreiana giustamente in questa zona dell'impero bizantino. E pertanto
in questa die noti da antichità, da un momento che Cristo ancora non fu nascito, veneraiano una dea, che vuol dire dea protettrice dessa campagna e dessa procreazione, dessa pianta, dessa uomini, dessa di tutto, e si narea Magia, ma iscritta Maglia, però sai intervocalica, come te la narramo noi, poi in sardo Magia si narea innanzi in latino. Quindi la dea innanzi principale fu Magia e si festeggiava proprio sul primo anno, su prima via del sanno, quando si paghiano sul contratto sagrato. Ma poi ad un mese in cui Magia veniva festeggiato tutto canto su mese e fu di su mese proprio di Maggio, che è dedicato a Issa. Su mese si narra Maggio proprio che è dedicato, entregato a sa dea Magia. E in questo mese, la prima dia di questo mese, si leia da un porco, una sua raida, si leia da e si dedica, si sacrifica da proprio a dea Magia. Infatti, sa sue in latino si narra sue maialis, cioè maiale viene dai magiale, perché fu di sa sue che tocca a de bocchire in su mese di maggio. Questa maglia, vedete, narramo su storia antica, fu di una dea che veniva venerata non solo in in Italia, ma veniva venerata giustamente in Grecia, e in Grecia si narra che secondo sono fatto questo tempo, fu di Samizza di Atlantide. E questa magia, sono romano invece la chiamano Virginia, che via adesso una vergine, una virgine. E sa virgine se noi scriviamo su di questa che presenziano sul culto più importante che fu sul culto del fuoco e del sabato. Quindi la sagattiamo in Roma, sul Palatino e sul Tempio del Vesta, che hanno deviano proprio festale, se fu di vergine e deviamo vestire questo che andano a si purificare il sabato sacra e dopo li punivano la tunica bianca e lo svestivano. Quindi questa vergine e questa magia, addirittura magia in greco che renarre ostetrica, cioè che renarre le gussa che andano a arrivare sul figlio, quindi è sempre collegato a questa procreazione. In più da voi, sa magia fu considerata sa femmina bellissima. Hanno so socio nieto e hanno un urisido che ti catturaia, che ti tenturaia, no? Infatti noi narramo quando vediamo una femmina che oggi narramo chiesto una magliarza, mancate che su termine però è stato un opaco stroppiato, che magliarza o è questa cosa che fa che sa magliasa, ma innanzi però ha un significato invece più buono. E quindi su mese di maggio ho avuto su mese di Sarosa. Sarosa puitte, calta rosa brottaiada, saberiada, come una veglia quando deve partorire, no? Quindi si uffiata e da poi brotta, e riesce di proprio sapere. E in questo mese di maggio, tutto in antichità andavano a venerare questa dea Magia, che chi queria dare un ufficio, chi queria dare un'annata ona in campagna, andava a venerare il suo luogo di culto. Poi vada una continuità culturale e religiosa tra Magia e Maria. Ma quello che era apposta Magia e Maria sono precisi come tengono, cambia solo una R, da poi è la stessa cosa. Su mattessi mese di maggio, bene di festeggiato per fare il suo mese mariano a Maria, quindi viene dedicato a Maria e sono sul presupposto, sono mattessi, chi è andato a fare il suo mese mariano è andato a provare un ufficio oppure provare un marito, un benessere fisico e si fa che del suo mese mariano, quindi noi abbiamo proprio questa continuità territoriale tra Maria, Amubito e Magia. Però tanto veniamo a Inoghe a Sagresia che siamo in Inoghe, in Gonare, e quindi non dobbiamo aumentare che Inoghe in Barbaggia, già a Savile del Suserchento, il suo barbaricino non fu ancora cristianizzato, e però tanto Inoghe sa cristianità, sa venerazione a Maria, è bene da tempo appustis, e quindi è forse giusta. Sava la storia in cui narrano che su
Giuiche de Torres e Gonario II torrente da Terra Santa e ste veni dai noi che ha fatto questa chiesa dedicata a Maria. Questo è vero, che questa storia narrata, assumando che è vero in parte che avete visto sul documento, su Gonario II che ha fatto questa chiesa è andato sul 1547 in Terra Santa a fare questa crociata. E questa seconda crociata, è andato un pare a Sorregnante di Francia, a Sorregnante di Svevia, ad altro nobiles, ed è partito dai nove, un pare a Subiscano de Torres, sono partito in Terra Santa e innanzi di andare a Terra Santa sono andato a Monte Cassino e noi hanno conosciuto a Bernardo di Chiaravalle, che fu di Bernardo di Chiaravalle, fu di Sambatte di Chiaravalle e Cervogli in Francia. E fu di questo che ha organizzato la seconda crociata, questo che ha proprio dato questa indulgenza a chi è andato a fare questa crociata. Quindi, conoscendo Bernardo di Chiaravalle, si presume finza che il Gonario de Turres è appaggiato in Terra Santa un esercito, proprio che raro un pare per fare questa crociata, un pare a Sosattero. Questo però, narramo questo documento, non lo narrano, però si presume in questa maniera. Fatto è che questa crociata è andata male e quasi tutto il suo esercito che sono andati a hanno perduto, la guerra sono tornati in pago e quindi quando Gonario è tornato in noi che si è scampiata sia in Terra Santa, si è scampata poi una mareggiata che lo fu di Bettene in mare, in noi proprio questa costiera di Rosei, ha deciso di dedicare questo luogo che sicuramente fu di una fortificazione a Maria e quindi dedica questa chiesa a Maria. Chi si è dedicato in questo anno è effettivamente una cosa realizzabile, giusta, proietta, che in somma stessi anno Gonario ha dedicato la chiesa di Santa Maria de Corte in Sindia sempre a Sa Madonna, quindi non è solo questa in questo anno che ha dedicato ma due crisi, questa e questa di Sindia di Santa Maria de Corte. E però tanto in Santa Maria de Corte bisogna un documento, sennò che questa è una paristoria che narra da chi l'ha fatto. E però tanto questa paristoria potrebbe essere vistamente vera, potrebbe essere un'istoria vera. Io che però non dobbiamo lamentare che innanzi di questa crisi, questo territorialmente fu sull'ultimo lembo, sull'ultimo piccolo sul giudicato di Torres, io che all'Accana, Camus Aulolai, chi fa che parte sul giudicato di Arborea, e all'Accana ancora che finia sul giudicato di Gallura e incominciava sul giudicato di Cagliari di Castello. Tanto questo fu un punto strategico ed è impossibile che noi non caia da un punto di avvistamento, una fortificazione che da voi però è stata trasformata in chiesa come che scrivo. Sul documento da voi di questa chiesa lo usano, dai sono battocchetto, sono finita da sapere nostra. Tanto la chiesa questa è antica e non recente come calcolata che è stata praticata dai Paco, che sono certi elementi è stata ristrutturata, però si presume di chi è stata fatta in su 1547 proprio dai Gonario II torrente dai Terra Santa. Però tanto questa è la storia della chiesa di Santa Maria. Però tanto Santa Maria e Sa Dea Magia sono un collegamento religioso dai antichità a Sabbia nostra. Serramo in nome. Bene. E chi sono sa che c'è il Gonario? Sta forma sa che io volevo dire. 40 Whisky! birra Giorni Cola. Noi che siamo su il Nostra Signora dei Gonari, in Sarule, tra Sarule e Orane. Su che vedete sino che canta sa Barbaggia, un spettacolo della natura. Siamo sino che per la nostra in Olollai e a oggi siamo su a Oliana e su Buffo dei Rossi. Grazie se è un'altra notte, a che tornare. Che fa?